Miglio di categoria CD, la sesta dall'Arcoveggio, che vede al via 7 concorrenti: 1 Crystal Dancer, 2 City Lux, 3 Burraio OP, 4 Cluni dei Greppi, 5 Enea SL, 6 Dana e K. In seconda linea 7 Ethan. I favori sono abbastanza netti sotto la pari per Dana e K, intorno al 4 quinti. Alternativa principale Burraio OP numero 3. Macchina intanto che accelera con Dana e K, che è una freccia in partenza e sopravanza Cluni dei Greppi, che a sua volta supera Numero Burraio 2 OP, City Lux mentre c'è l'errore di City squalificato. Lux. Più indietro Crystal Dancer. Ha preso subito il comando Dana e K nei confronti di Cluni dei Greppi, che cerca di rimanere comunque incollato alla schiena, gli altri più discosti capeggiati da Burraio OP. Intanto 14-2 per il lancio dal 6 per la favorita Dana e K, che completa il quarto iniziale in 29,5, ora rallentato, e così il gruppo alle sue spalle si accorcia. E dalle retrovie cerca la progressione esterna Enea SL, che raggiunge il sediolo di Burraio OP dopo aver sopravanzato Crystal Dancer. Non c'è più City Lux, che ha sbagliato nella fase iniziale. Al largo sposta anche Ethan, che prova a seguire Enea SL. Intanto gli 800, 1 minuto e 3 decimi per Dana e K, che è sempre in schiena Cluni dei Greppi, quindi Burraio OP, Crystal Dancer. Percorsi esterni invece si industriano Enea SL ed Ethan. Chilometro completato in 1:15,2, retta delle scuderie con Dana e K, Cluni dei Greppi, con all'esterno Enea SL, Burraio OP nello stesso ordine. A 400 dall'arrivo un parziale secco in 13,9 per Dana e K, che ora è al massimo dei giri e a metà dell'ultima curva 2 lunghezze e mezzo di margine su Cluni dei Greppi, che coraggiosamente rientra in ESL. Retta d'arrivo per Dana e K, che non ha alcun problema nel concludere isolati in avanti. Dana e K, mentre Enea SL finisce molto bene al secondo, piegando Cluni dei Greppi. 1:13,1 con 28,4 a chiudere. Prestazione davvero superba per Dana e K, che una volta al comando naturalmente si è facilitata sicuramente il compito, ma che poi in pista ha mostrato di andare veramente forte. Un bel 28,4 a chiudere per Roberto Vecchione, che a sua volta raddoppia in giornata, questa volta per conto di Fausto Barelli e del signor Giorgio Specchia.